Quindi a questo punto passo la parola alla dottoressa Alessia Belloni. Buonasera, non so se mi si sente fino in fondo perché stasera sto anche senza voce, sì. Perché non mi piace tanto il microfono e quindi magari capo l'occasione e questa volta più sì. Stasera appunto parliamo di Veneto Stato e mi vorrei dirvi una roba importantissima. Deve essere legge perché stasera quello che sentirei stasera in termini politici è una roba che non vi capiterà di sentire su altre serate di politica. Perché stasera noi non parleremo della politica, di gestire, di decidere le robe, di gestione quotidiana, ma parleremo di un concetto ben più alto, che è quello di Stato. Infatti il nostro nome lo dice chiaramente Veneto Stato. E quindi secondo me vale la pena riflettere un attimo e fare un passo indietro e capire cosa è uno Stato, cosa è un'organizzazione statuale. Perché secondo me qua si affonda proprio il nostro percorso politico, quello che noi anche stasera vi proponiamo. E proprio perché è una roba molto nuova, voglio fare attenzione adesso a quello che vi conto quello che vi dico quello che dopo vi dirà Alessio Morini, lo dico Pizzati, e dopo fate delle domande dentro, perché dopo noi saremo anche a far rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, a quello che vi viene in mente. Perché il programma di Veneto Stato è fatto da persone che lavorano come penso tutti voi altri, o che a lavorare, magari adesso in pensione, e quindi noi siamo persone uguali o altri, non siamo politici che veniamo qua a dire qualcosa, ma siamo appunto persone che dopo voi anche a sapere o altre cose che ne pensate e confrontarsi. Allora, cosa è lo Stato? Lo Stato è un'organizzazione che i cittadini si dà per gestire dei servizi cioè per tutti quanti i cittadini. Quindi diciamo che uno Stato serve per amministrare servizi come la difesa, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, tantissime robe che non ci serve tutti i giorni. Quindi essenzialmente è un'organizzazione, cioè far parte di un'organizzazione, tanto più che se mi vado via dallo Stato italiano e vado, non so, vivere su un altro Stato, dopo che anni cambio, no? E pagherò le tasse dentro l'altro Stato e vivrò secondo le leggi dell'altro Stato. Quindi questa è una roba molto importante perché uno Stato si fonda sul fatto che venga riconosciuto da chi che viene fa parte. E mi spesso faccio un esempio molto semplice per farvi capire questa roba qua, che lo Stato, essendo un'organizzazione, è una roba che non altri che abbiamo deciso che sia così. Cioè lo Stato italiano in questo momento è quello che è perché non altri che dassimo l'opportunità o che dassimo di essere così. Mica dico di essere così del livello basso, perché sappiamo in Italia quanto basta che sia nelle classifiche europee e anche mondiali su tantissimi parametri, no? Di qualità di vita, di giustizia, di sanità, di trasporti, di tantissime robe. Ecco, allora mi dico, se voi altri come decidiamo di far parte di uno Stato, perché guarda bene che questa è una roba molto importante. Non è vero che noi altri se vivemmo qua dobbiamo per forza far parte di uno Stato, che in questo caso dello Stato italiano, che adesso dà giurisdizione. Cioè lo Stato italiano esiste qua in Veneto perché noi altri che diciamo di Stato italiano esisti e che puoi governare, che puoi decidere degli schede, puoi domandare schede, puoi darmi servizi o che puoi anche regalarmi tantissimi servizi inefficienti come che lo fa tutti i giorni. Quindi siamo altri che vediamo questa possibilità di governarsi. E nella stessa maniera, nella vita di tutti i giorni, noi nasciamo, cresciamo su una famiglia e dopo a un certo punto decidiamo magari di andare via dalla famiglia perché costituiamo una nuova famiglia, andiamo a vivere da singolo, facciamo una moglie, facciamo un marito e quindi è una scelta che facciamo altri, no? E lo stesso dello Stato. Guarda bene che essere cittadini non è dello Stato italiano, non è un obbligo. Okay? E voi altri pensate che stasera, pensate che domani, pensate che dopodomani, cioè è vero che lo Stato impone di pagare tasse, impone le regole, ci impone tantissime robe e ci dà anche dei servizi. Ma guardate che siamo altri che
paghemo le tasse e che lo legittimemmo sul territorio comune. Allora, detto questo, e riflettete per i prossimi giorni, perché quello che voi altri pensate che non si può cambiare, voi che vedete tutti i giorni che non si può cambiare, altri pensate che e vedrete che questa roba qua non è vera. L'altra roba è che, detto questo, e potendo quindi cambiare sta roba, secondo me vale la pena domandarsi, uno, se è possibile e se è facile cambiare stato. 2, se è condizione per farlo. 3, se è favorevole, cioè se vi conviene farlo. Io vorrei parlare di queste robe qua, perché secondo me spesso anche nel guardando televisione, leggendo i giornali e tutte queste robe qua, non vi dà la possibilità di riflettere su questa roba qua. Cioè a volte guardate i giornali, la televisione e vedete solo, no? Vota a sinistra, vota a destra, vota a questo, vota a quello, ti dà pensione, ti dà pizzeristi, ti dà questo, ti dà quello. Però mai nessuno ti dice, ah ragazzi, le robe per cui cambiarle, ma cambiarle veramente dal giorno alla notte. Allora, la prima roba che vi dico è allora, fare un nuovo Stato, perché di questo siamo di parlare stasera, veramente di un concetto di politica molto alto. Fare un nuovo Stato, se facile, allora perché, come diceva prima i medici, dicevano no, mi molla, mi da andare via e sarebbe qua. Beh, se qualcuno vi dice la risposta è fare un stato facile. E se facile perché riuscito tantissimi altri popoli, riuscito tantissime altre nazioni nella nostra stessa situazione, anche negli anni recenti. Allora, e vi porto degli esempi. Ad esempio, negli ultimi, come dato statistico, negli ultimi dopo la seconda guerra mondiale, cioè il più grosso avvenimento di guerra che sconvolge, no? Gli equilibri geopolitici mondiali, nel mondo gli stati si triplicano, cioè siamo passati da circa 70 stati al mondo, siamo quasi 200 stati al mondo attualmente. Tutti questi stati vuol dire che nasce stati nuovi, cioè che la creazione di uno stato nuovo è possibile. Vedo il punto interrogativo, no, è una roba incredibile, anche me finché non mi ho capito non lo sapevo. Ma nasce nuovi stati, ma non è che nasce solo stati, non so, in Africa, in Asia, posti che magari neanche si pensiamo, ma nasce nuovi stati anche in Europa. Negli ultimi anni sono nati dei nuovi stati, tipo le repubbliche baltiche, tipo i nuovi stati che sono venuti fuori dalla divisione della Jugoslavia. Quindi si crea Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, la Cecchia e la Slovacchia si è diviso. Ma guarda bene che recentemente che ha votato il referendum per l'indipendenza la Groenlandia e si è staccata dalla Danimarca. Quindi una isola che non ha niente, con pochissimi abitanti, che ha deciso di diventare indipendente. Parte di questi stati sono diventati indipendenti non con situazioni di guerra, di violenza, di situazioni brutte che nessuno si augura, perché è stato un percorso legale e democratico per l'indipendenza, ma con dei percorsi appunto pacifici, vale a dire che ha coinvolto i cittadini che hanno suo creare un nuovo Stato e con grande entusiasmo e passione Iori ha deciso che Stato volere e lo ha votato in maniera democratica. Questo è successo appunto in Groenlandia, Iori ha organizzato un referendum per l'indipendenza, io ho votato e la Danimarca ha detto di votare, per conto vostro. È successo qualche mese fa in Sudan, nel sud del Sudan, che ha votato un referendum per l'indipendenza. Quindi dico, lo ha votato la Slovenia per esempio, e questo è il caso secondo me più bello che potremmo avere, perché tra l'altro è uno stato confinante con altri. E dico, quando che mi trovo la macchina e passo il confine, vado adesso in Slovenia e la Slovenia pensa che Gabbo le prime elezioni abbastanza libere dopo la caduta di Tito nell'aprile del 90, essendo su un partito indipendentista che ha una percentuale più del 10%, cioè una percentuale insomma nemmeno così decisiva, e loro nel dicembre del 90, il 30 dicembre del 90, ha votato un referendum per l'indipendenza. L'88% di sloveni che dicono anche vogliamo staccarsi dalla Jugoslavia, e questo che ha creato sicuramente una situazione nuova per la Slovenia,
e il 25 giugno del 91 Ioriga dichiara l'indipendenza unilateralmente. C'è stato 10 giorni di conflitto tra Iori e la Jugoslavia, ma è diventato un paese indipendente, un paese che adesso, credo che l'anno scorso, come PIL per capita supera l'Italia. Quindi Iori dopo avuto un periodo di crescita economica e di benessere. Questo è un esempio, ma che c'è altri paesi in Europa e regioni che si dio a prestarsi per fare un referendum di indipendenza, come la Catalogna per staccarsi dalla Spagna, o la Scozia, che recentemente la Scozia ha detto che probabilmente tra poco voterà, darà anche loro verso un voto per l'indipendenza. E spiego cosa ha detto Londra ha detto: vuoi fare il referendum, un po' di farlo, perché è una roba democratica, cioè i cittadini quando che decidono di muoversi e di fare qualcosa lo può fare. E vi dico, la roba che resta sempre basica è che quando ci fa macchina e vado in Slovenia dico: ma non guarda la Slovenia come che sta bene, dopo te vai in Svizzera e ti dico anche la Svizzera sta bene, tu vai in Austria e anche in Austria sta bene. Però mi dico, perché che sono qua, che lavoro tutti i giorni, perché mi sono da manco? Sì, ma io dico, cioè faria un po' come a mia madre mi pare se chi mi ha fatto, che mi aveva mandato a studiare tutto e continuo a lavorare e a vivere su questa situazione pessima. Cioè noi veramente se torturemo a stare in uno stato che ci condiziona a vivere in questa situazione che è disumana. Se disumana rispetto a io rispetto alle tasse che paghiamo e quanto poco che riceviamo in denaro. E l'esempio lo altro che è clamoroso, perché appena che passiamo il confine vediamo quanto meglio chi sta. E questo deve far riflettere altri e deve farci dare uno scatto di orgoglio e dire: ma mi vorrei essere quanto Iori, perché se non posso vivere in una situazione dignitosa e buona e di qualità di vita quanto che Gallori, ti dico: perché cacchio devo restare qua? Perché devo restare qua e pagare un 60-65% di tasse quando Iori che ne paga la metà delle mie e ha una situazione di vita molto migliore? Perché no, altri legittimamente lo Stato italiano e che possiamo fare sta roba qua. Quindi dico, se è facile il percorso per l'indipendenza, abbiamo le condizioni favorevoli per poterlo fare, perché come vi dicevo in Europa che c'è tantissime regioni che si dio affrontare lo stesso percorso per l'indipendenza. Quindi sta roba qua che noi vi diciamo non è una roba che lo fa solo per il Veneto, ma è una roba che ci accomuna discorsi politici che si sa di fare altre regioni. E sicuramente questo ve lo dirà anche il relatore dopo di me, per il Veneto significa avere tantissimi vantaggi economici e tantissimo benessere in più, e questa anche è una motivazione secondo me per farlo, perché noi sappiamo quante tasse che paghiamo e sappiamo quanta poche delle nostre risorse ritorna in qua. Cosa manca? Secondo me perché il Veneto invece ancora adesso non si respira quell'aria forte di indipendenza, perché ancora adesso manca la volontà, no, di migliaia di persone di intraprendere questo cammino qua. Allora io ve lo dico sinceramente perché, e lo domando tutte le sere, tutte le volte che mi trovo la gente davanti di me, mica dico: guarda, stasera ascoltai queste parole e vi dico, se mi stasera lo si fa a macchina, ho fatto 30 km per venire qua, perché dico l'entusiasmo, la passione e la determinazione fa il Veneto che diventa uno Stato libero. E poi vi domando a voi altri, stasera che si qua, se di farvi le giuste domande, di valutare se conviene, se è una roba giusta di fare uno Stato Veneto. E dopodiché di dedicare altrettanta passione e determinazione per avere uno Stato Veneto. Perché la Slovenia si diventa indipendente, non solamente per chi ha votato un partito, per chi si da fare un referendum, perché l'88% di sloveni ha detto sì, voglio un Stato sloveno indipendente di 2 milioni di abitanti, cioè meno la metà dei veneti attuali. Cioè io ho fatto Stato per chi che credeva, perché era una roba che si sentiva dentro, perché era una roba che io era determinati e non ne fregava un cazzo, scusami,
ma non che ne frega Ma buon senso. Ma senza la Lombardia non devo da nessuna parte, oppure dove ho dovuto andare perché sa qua e là. Io sono stufa di sentirmi dire queste robe. Sono stufa, perché siamo bravi, perché lo dimostriamo tutti i giorni. Perché i veneti si primi non solo nell'impresa e nel lavoro, ma si primi anche per volontariato. E ora domandevo altri con tutte le ore che lavoriamo tutti i giorni, come cazzo che facciamo a essere i primi volontariato? O i primi nella raccolta differenziata, o primi in tantissime robe. Siamo anche, dice che siamo anche primi nella evasione fiscale, questa è anche un'altra roba, no? E che non è vero. Allora dico, allora la roba che secondo me l'ingrediente che mi vorrei comunicare stasera è l'entusiasmo, cioè se veramente valutare questo percorso e dopo dire se ne vale la pena mi da domani voglio bene lo Stato e che lo dirò a tutti e che lo spiegherò a tutti e che spiegherò le ragioni, magari mi leggo i libretti, non so su quale sta consigliando appunto i libretti che spiega il percorso, perché è una roba importantissima. Quello che servono altri è gente determinata e guardate che fare un nuovo Stato, cioè che voi gente veramente che sia entusiasta, che abbia la passione, che abbia la determinazione, cioè le robe se cambia, se non anche lo sentiamo dentro con forza. E se è la stessa situazione in cui magari qualcuno che va nella propria vita che ha detto mi metto in proprio, oppure mi faccio una famiglia nuova, ma quando ti fai questa roba qua, se perché te hai la determinazione dentro, perché te hai la convinzione, perché ti sai che c'è un vantaggio, perché sai che te vai a star meglio e che quella roba là te la vuoi. E lo stesso la stessa roba di volere uno Stato veneto, bisogna volerlo. E stasera qua non siamo di fare politichetta di qui a di spartirsi carreghi qua e là, qua da trio che si sente che non ha carreghi, che non fa politica per questo, ma che si sente che voi, che come noi altri tutte le sere si dedica proprio per fare per capire questo concetto qua, che sia una grandissima opportunità per il Veneto, che se qui a dire volevo stare dentro al Titanic Italia, cioè un'Italia che devo affondare e credo che ormai veniamo le prove, le controprove di dove che siamo di andare, o volevo finalmente spiccare il volo e staccarsi da sul Titanic e dire no altri saremo una delle nazioni più alte del mondo e noi altri saremo veramente uno Stato di cui essere orgogliosi. Questo voglio. Mi voglio fare parte di uno Stato di cui essere orgogliosi.